Il quid è una moneta esogena, cioè ci sarà qualcuno che fornirà la copertura, poi viene distribuita a livello di un circuito chiuso di soci che la devono utilizzare secondo delle regole etiche per valorizzare il lavoro e le capacità umane. Questo è quanto. Chi ha collegamenti col mondo dell'alta finanza internazionale è in grado di garantire il funzionamento di un progetto del genere. Ovviamente se non tutte le ciambelle riescono col buco è perché si possono frapporre, come in tutte le cose pratiche, degli ostacoli, delle difficoltà, dei momenti di riorganizzazione, ma questo ovviamente è un altro discorso. Com'è la finanza internazionale oggi organizzata, il progetto è fattibile.